Allora insieme vogliamo proprio orientare i nostri cuori, orientare la nostra mente, orientare anche tutto il nostro corpo su questo altare. Privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Mio la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo. Non so, proviamo un po' insieme ad elencare quali possono essere le sconfitte della vita. Penso, non so, nel rapporto con... Approfitto di questo momento per presentare anche ai nuovi i personaggi che avete visto sull'altare, personaggi, è detto in senso affettuoso. Ciao, cos'è che ti aspetti da questo anno scolastico? Allora mi aspetto intanto di conoscere meglio le nuove compagne di classe e comunque relazionarmi anche più approfonditamente con i miei compagni e magari di imparare a essere un po' più coraggiosa durante le lezioni, fare domande, essere un po' più aperta e poi anche usare le conoscenze apprese durante lo scorso anno scolastico durante quest'anno. Tante novità a scuola al Barbarigo quest'anno, vero? Sì, davvero tante novità. Come ogni anno la novità più bella sono i ragazzi, i volti di chi già ha camminato con noi e i volti dei nuovi. Sono volti sorridenti, volti super, come ha detto il preside, all'inizio di questo nuovo anno scolastico. Ma anche tante novità nella struttura del Barbarigo. Abbiamo restituito la biblioteca ai ragazzi, rinnovata, che era anche la chiesa del Barbarigo e qui proprio all'inizio di questo nuovo anno abbiamo celebrato l'Eucaristia. Ciao, cos'è che ti aspetti da questo anno scolastico? Dunque, oltre ad impegnarmi di più sicuramente, vista la temuta maturità, sicuramente spero di riuscire a legare di più con i compagni e a formare un gruppo di studio a casa oltre che un buon gruppo di lavoro in classe. E visti anche tanti nuovi elementi, spero che si riescano ad amalgamare bene con il resto del gruppo. Basta. Ogni anno il preside propone un tema di inizio anno. Qual è quest'anno? Il tema che Don Cesare ha proposto è connessi sempre. È un tema molto bello. Questa parola porta in sé il termine con, cum, ed è proprio significativo cominciare un nuovo anno pensando di camminare insieme, pensando di lavorare insieme, di studiare insieme, perché no, di divertirsi insieme, perché la scuola è anche divertimento. E ancora di pregare insieme, proprio come abbiamo fatto questa mattina pochi istanti fa. È stato bello stare insieme e soprattutto essere connessi, cioè che si creino davvero dei vincoli, che si creino davvero che si crei un'unione tra di noi che ci permette di sentirci meno soli anche ad affrontare le difficoltà. Connessi sempre con la testa, ma connessi sempre anche con il cuore, senza disgiungere intelligenza ed emozione, ma proprio partecipando, mettendo tutto noi stessi dentro alla vita di ogni giorno che viviamo qui a scuola, che viviamo qui al Barbarigo.